Buonasera a tutti ragazzi, stavolta una critica al cuoco scozzese Gordon Ramsay. In effetti ha fatto parlare di sé per la cottura, ragazzi, di una bistecca di carne, ha fatto un tweet davvero un po', diciamo, pazzesco, come dico io. Anche io premetto che sono amante della carne, ragazzi. Questa carne che sta nella foto è normale, quindi ciao avvocatella, poi c'è anche chi la vuole più cotta, però diciamo che la cottura, ragazzi, più o meno è come sta in questa foto, ci sta tutta. Però stavolta il cuoco scozzese è stato molto criticato perché ha cucinato, diciamo, una bella bistecca che ha chiamata Côté de Buffet à Gordon Ramsay Bear and Grill, cioè una bistecca di carne, ragazzi, quindi lui l'ha chiamata così, cucinata alla perfezione. Sì, Alessandro, sì, sì. In effetti la foto è stata molto criticata, poi dopo cercherò se posso metterla sotto al link, vi faccio vedere, ragazzi, è cruda, è proprio carne cruda, ragazzi, cioè qualcuno mi sono messo a ridere perché i follower hanno incominciato giustamente ognuno a dire la sua, chi diceva buono, chi no. Qualcuno addirittura ha detto sente ancora muggire il vitello, quindi diciamo che è stato molto criticato perché sì, Alessandro, ma quello che ha postato lui è proprio, ti giuro, mi pare tagliata dal macellaio, Alessandro, ti giuro, non è che perché dopo cercherò in tutti i modi di mettere sta foto sotto al link di questo video. Ma questa che ha fatto lui, ti giuro, è proprio cruda, pare che l'ha tagliata il macellaio e poi l'abbia distesa su un bel prato bello apertamente tagliate a fette, però ragazzi è proprio cruda, è come l'interno di questa foto, non è come se tu mi fossi messo un piatto di carne cruda davanti, qualcuno ha detto sente ancora l'animale che diciamo che parla, quindi ho paura di sentirla muggire, penso un poco. Quindi qualcuno ha detto indossa ancora il mantello, quindi diciamo è stata criticata anche perché questo cuoco, ragazzi, è famosissimo. Quindi lo sappiamo, Gordon Ramsay, che è uno che fa video su YouTube, è molto seguito su tutti, diciamo, YouTube, Instagram, Twitter, però stavolta, diciamo, ha fatto parlare un po' di sé. Sì, sì, Alessandro, ammento che era crudo, che qualcuno ha detto, io ho paura di darle un morso perché questa muggisce. Quindi diciamo che si è trattato proprio di un boomerang sui social che gli è tornato proprio in faccia, diciamo. No, avvocate, a parte no, è famosissimo comunque, che non ti piace, vabbè, ci sta, però è molto molto conosciutissimo, quindi quando dici Gordon Ramsay tutti quanti sanno chi è. Però stavolta giustamente è stato proprio criticato per la cottura di questa carne che te l'ho detto sotto i commenti, ragazzi, potete trovare, ho paura di sentirla muggire, indossa ancora il mantello, cioè, voglio dire io, vedi come la foto io l'ho vista, ragazzi, è pazzesco, hanno ragione, infatti io l'ho guardata, cioè mi sembra tipo un... Che devo dire? Tanto per come ti devo spiegare? Carne, un pezzo di vitello tagliato con tutti i peli e che sta diciamo steso. Che ti devo dire? Perciò quel ragazzo ha detto mi pare che c'ha pure la cotenna. Flash Gordon, me lo ricordo. Diciamo che è un po', l'ho vista, lascia un po', sì, non a prima hit dice che schifo, è la parola esatta che uno direbbe. Pure io sono amante della carne, ragazzi, esco pazzo, partiamo da questo. E io guardando questa foto ho detto ma che schifo, e se la mangiano? Cioè, voglio ammettere che la carne, come questa foto qua, vedi, un po' più cotta di come sta in questa foto, va bene, perché diciamo che vorrei far togliere un po' di questo rosa qua, un altro poco, diciamo, di questa qua starebbe bene, la bistecca di carne. Ma questo l'ha messo, mi pare che l'ha presa dal vitello e l'ha messo sul piatto, ragazzi, io dopo ve la faccio vedere, la posto, cercherò in tutti i modi perché questa l'ha messa su Twitter, mi pare. Sì, sì, devo vedere come metterla sotto il video e farvi vedere come è realmente. Perché
e ha fatto proprio una cosa pazzesca, cioè è stato criticato, eh. E lui parla di perfezione, ma quale perfezione? Questo è come se io mo vado a pigliare la carne dal frigorifero, la metto su un piatto, gli metto un po' di, diciamo, verdure intorno e buonanotte. Guarda Erminio, io sono un amante della carne, lo ripeto, però come l'ha fatto lui in questa foto qui, sinceramente è crudista secondo me. Secondo me la mangerebbe un crudista, cioè uno che mangia crudo quasi, quindi non credo che una persona che piace la carne la mangerebbe come ha detto lui, senza ancora muggire la carne, figurati. È troppo, diciamo che la cottura è stata veramente, come si dice, come dico qua in napoletano, una girata e una vutata, poi è tutta cruda, si vede proprio internamente, è tutto crudo, cioè tu vedi qua, tu vedi che è bella cotta sopra e poi internamente ci sta questo rosa, lì invece quello che vedi cotto sopra, lì è tutto rosa, è tutto come il centrale di questo qui, vedi? Tutto così è, cioè tu vedi carne cruda. Sì, ma a parte ragazzi che la carne, per quanto voglia essere buona, allevamenti e tutto, ma non può essere mangiata in quelle condizioni, anche perché si rischia davvero grosso, quindi la carne cruda sappiamo tutti, piace a tutti, però fa male, ma come l'ha fatto lui, ragazzi, io poi metto la foto, poi una signora dice chi sono io per criticare a questa persona. Vedi la foto e dopo parli, no, cara signora? Io non critico nessuno, sto dicendo solamente che su 10.000 persone che hanno visto questa foto, più della metà ha detto dislike, cioè l'ha proprio criticato, quindi non è che io voglio criticare, però dare la carne cruda alle persone manco non va bene. Sì, questa qui è bruciata sopra, Erminio, si vede, e anche non va bene perché è cancerogena, quindi nemmeno in questa foto che io ho trovato, neanche così andrebbe bene, quindi partiamo da questo. Però come l'ha fatto il cuoco scozzese, che è uno che guadagna miliardi, ragazzi, non è uno che come me fa due video su YouTube, oppure un altro come va a far lavorare la mattina, questo è un cuoco, diciamo, internazionale. Di certo mi aspetto qualche cosa di ottimo, se non dico eccezionale. Ma qua ragazzi si è superato proprio. Io adesso cercherò in tutti i modi di mettere questa foto e poi direte Giuseppe, tieni ragione. Di solito io non faccio un video se non ho ragione, quindi non mi permetto di fare un video dove io potrei avere torto, non mi piace. Quindi se faccio il video è perché sono sicuro di me. Quindi metterò ragazzi questa sua foto, la metto nei commenti perché lo sapete è vietato fare video di altre persone, quindi non lo faccio, c'è il copyright, quindi metterò il link dove andrete a vedere il suo video. Controllate ragazzi, poi dite Giuseppe, ma come l'ha fatta questa? A parte che secondo me io non vedo neanche che cotta, secondo me. Mi sto preoccupando che forse questa cosa nel forno non ci sia mai andata. Oppure se forse sai che cosa avrà fatto, sono convinto, non lo so, ma la procedura come avrà fatto. Forse avrà preso il pezzo di manzo, l'ha messo nel forno, l'ha fatto solo bruciare fuori e poi l'ha tagliato a fettine. Secondo me questo è perché se no non si spiega questo rossore proprio forte della carne, cioè l'ha messo nel, perché io ho visto i suoi video, lui la fa marinare, poi la mette nel forno e poi la taglia a fettine. Mi sa che l'ha fatto stare poco nel forno, ha fatto fare un po' di crosticine intorno e poi l'ha tagliata a fette, solo che quando è andato a tagliare, dentro è tutto crudo e la pellicina che sta fuori sembra il mantello, perciò qualcuno ha detto sembra il mantello, addirittura quella lì che è cotta, diciamo, la parte fuori. Poi lui l'ha messa bello uno sopra l'altro. Quello che ti pareva, Alessandro, Alessandro è come le femmine incinte, ci vengono le voglie poi. No, ti dico la verità, stasera me la faccio, Alessandro.
Però normale, no? Io faccio una bella fetta di carne con insalata di pomodoro, sicuramente, quindi no, la pizza non la faccio, faccio la carne arrostita stasera, ragazzi. Stasera niente pizza, basta con queste pizze, ormai no. Stasera una bella fetta di carne, sì sì, ti giuro, non sto scherzando. Sì sì, una fetta di carne con una bella insalata di pomodoro, cetrioli, sa, poi sicuramente cetrioli e pomodoro. Con un po' di pane vicino, avvocate, eh. O dolce no. Quello che sapevo, un frutto, ma io tocco la frutta. No, no, sì, il frutto sì, c'ho i mandarini quelli là aspri, a me piacciono i mandarini quelli là verdi verdi. Quindi il frutto sì, ci sta, perché l'ho mangiato poco fa. Quello là però è amaro, è tipo come il limone, però a me mi piace così, che deve essere aspro. Di solito ci sono le clementine adesso, però non mi piace perché è, diciamo, è dolce, quindi è qualcosa di più aspro. Io ho comprato i mandarini, quelli là verdi verdi, sai, quelli lì che quando li metti in bocca ti senti tirare il labbro come il limone, così più o meno. Quelle cose belle proprio. Sì, sì, mi piace così, che devo sentire il sapore aspro. Cioè la clementina, quella senza nemmeno i noccioli, diciamo, dentro, è dolce, che ne so, è come... Neanche l'arancia è bella, invece... No, a me il mandarino deve essere classico, cioè quello con i noccioli e deve essere aspro. Invece le clementine sono quelle là piccoline, belle gialle, tutte dolci. No, non mi piace così. Sono fatto così, che già fa? Sono complicato. Chi è parlato poi? Una che dopo mangiate è dolce. È rimasta una storia, avvocatella, proprio. Oh, avvocatella è dolce. Stasera che dolce mangi, avvocatella? 8.000 sfogli, 10.000. Stasera tu che cosa mangi? Niente, è un avvocato, e chi ti crede, avvocato? Su, dai, canta la forza di cosa ti mangi. Vedi? Già che ha detto boh, ragazzi, già è positivo, significa che qualcosa di dolce ci sta. Quindi ha detto boh, io tirami giù. E vabbè, avvocato, io non è che sto meglio di te, eh. Io c'ho una pancia che mi pare che c'ho un nano attaccato al collo, guarda, io certe volte, come disse Alessandro, come ha detto quello di Made in Sud, c'ho la pancia che... c'ho la tartaruga al contrario, guarda, eh. Secondo me questo sarà il fisico, no? La tartaruga al contrario. Quindi c'ho i lardo aminali più o meno. Pure io, no, no, sto bene fisicamente, sì, sì. Mi sembra di avere un nano a collo proprio. Avvocato, ma che ce ne importa? Tanto, da pancia è segno che stiamo bene. Quando vedi quelle persone magre magre, dici mamma mia, che pare che uscite dall'ospedale. E vedi a quelli, dici mamma mia, è come chi... Invece quando vedono a noi, dici mamma, chi si schiatta la salute. Cioè, capì? È un altro discorso proprio. Cioè, quando vedono a qui, dici mamma mia, proprio sta proprio in piena forma quello. Invece quando uno guarda uno magro, sai, magrolino, dice mamma mia, canne scavata a chissà. Cioè, ci sta la differenza, avvocato. Penso che capite, no? Che voglio dire. Vabbè, avvocato, non è... Sì, adesso io c'ho un bambino davanti, c'ho la tartaruga all'incontrario, io, girata. Una volta ce l'ho, una volta non ce l'ho, quindi faccio come ho detto io, l'ascensore, salgo, scendo. Una volta diventa normale, una volta c'ho la pancia, una volta diventa normale. Mi sono scocciato proprio di fare sto sale e scendi. Però a me non me ne importa proprio, quindi mo sono le feste di Natale, figurati se mi metto a fare la dieta per giusto mo, yeah. Sarebbe proprio da pazzi, mo mettersi a dieta. Mo incomincia è bello. Diciamo che qua, dopo dall'8 dicembre in poi, ragazzi, qua è fino all'8 gennaio è festa. Mamma stasera c'aveva i gemelli a casa, quindi sta in guerra, mamma.
Hanno chiamato la pizza, me ne sono scappato di disperazione perché stavano mettendo sotto in coppa mamma e quindi chi urlava di qua, chi urlava di là, ho detto è stato un piacere, arrivederci, quindi sono scappato subito. Quelli non li ferma neanche la bomba a mano. Quindi come l'ho visto in giro 10 minuti, sono volato via. Già beh, posso venire con te? Sì, lo zio viene subito, ho detto, non ti muovere. Sta aspettando ancora. Vabbè ragazzi, dai, ci sentiamo dopo. Adesso vi metto il link di questa foto di questo famoso chef e giudicate voi se è carne che può fare una persona così, diciamo, Gordon Ramsay, quindi il più seguito, diciamo, dei cuochi a livello internazionale. Quindi vediamo che cosa direte voi. Ciao ragazzi, vedi Alessandro, sempre bacino e bacetta, avvocatella, eh? Avvocate, c'è un nuovo fan tu comunque, questo è poco ma è chiaro, vedi? Hai fatto conquista, avvocate. Anche se Alessandro io volevo proporre una cosa che non ho voluto fare, però che devo fare? Mi poteva fare un favore e non l'ha voluto fare, vabbè, lo capisco. Però che dobbiamo fare? Non mi ha voluto accontentare. Vabbè, sarà per la prossima volta. Io gli volevo far conoscere una bella signora, ma lui no. Vabbè. Pensa comunque, pensaci tante volte. Quale, Alessà? E te l'ho detto quale, no? Non facciamo il nome perché sennò dopo succede il casino, quindi il nome lo sai già, no? Te la presentavo, dicevo questa è Alessandro, questa è la signora, e poi uscivate a mangiare una pizza, che ne so, qualche cosa, se va, se non va, non va. Sicura Alessandro? E vabbè, come entra in chat e mi fai complimenti, te la presento, non ti preoccupare. Come incomincia a farmi un sacco di complimenti, come è solito suo fare, te la presento. Dico, vedi che c'è questo amico che vorrebbe uscire con te. È possibile? Quindi facciamo tipo strano amore, facciamo. Dico io purtroppo sono impegnato, non posso, quindi giustamente l'amico Alessandro è libero e quindi può. Poi vediamo che cosa dirà. Tanto prima o poi comparirà in qualche mio video, quindi se non è questo e un altro dopo, sicura arriverà. Quindi dopo i complimenti che mi avrà fatto, poi te la presento. Vabbè. Ciao Alessandro, ciao a tutti, ci sentiamo dopo ragazzi.